Al momento è solamente un annuncio perché atti formali non ne sono stati ancora firmati, ma le rassicurazioni in tal senso non sono mancate nei confronti dei sindaci. Il prossimo 9 settembre l'Assemblea territoriale idrica di Agrigento si potrebbe riunire per discutere della fatidica scelta della forma di gestione da adottare per i prossimi anni nel posto Girgenti Acque. Al momento sul tavolo ci sono due statuti, uno per la creazione di una società consortile e uno per una società con partecipazione pubblica. Una strada la prima a cui a parole vorrebbero puntare tutti, mentre si apprestano però a spiegare che comunque la società per azioni sarebbe più semplice da gestire e resterebbe impermeabile dai possibili ingressi da parte di investitori privati. Al netto di quando e cosa sceglieranno i sindaci, il cammino sarà lunghissimo anche a causa del tanto tempo finora perso. Lo statuto, una volta votato dall'Ati, dovrà essere infatti votato dai singoli consigli comunali. Ogni modifica approvata provocherebbe un ritorno indietro del documento emendato, che dovrebbe essere appunto rivotato nuovamente. Questo nonostante i consiglieri comunali non abbiano di fatto la possibilità di modificare la scelta fatta dall'Assemblea. Un'attesa che nel frattempo sta spaccando il fronte delle associazioni per l'acqua pubblica, diversi al momento tra coloro che sostengono l'azienda consortile e quelle che invece l'accusano di essere un cavallo di Troia per consegnare alla fine il controllo di tutto alla Sicilia Acque. In tutto questo ci sarà da tenere in considerazione l'evoluzione della vicenda che riguarda i comuni non consegnatari. Questi, come noto, hanno chiesto di accedere ai benefici di legge per gestire in proprio, ma alla fine il numero di quelli che rientrerebbero nei parametri normativi sarebbe ristretto.